Minacciato e rapinato. La vittima è un rider della pizzeria Toledo di Oderzo che stava consegnando le pizze a domicilio. Ad un tratto è stato bloccato e minacciato con la pistola da due individui. È accaduto lo scorso 16 ottobre. Costretto a consegnare la merce del valore di 60 euro, il giovane sotto shock ha chiamato subito i carabinieri. Immediate le indagini che hanno portato all'identificazione dei responsabili. Si tratta di due giovani di 20 e 22 anni con numerosi precedenti penali. I carabinieri sono arrivati a loro grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte. I militari dell'Arma hanno effettuato anche una perquisizione nell'abitazione dei due indagati. Nella perquisizione che abbiamo eseguito poi ieri mattina è saltato fuori un vero e proprio arsenale, nel senso che abbiamo trovato diversi coltelli, le pistole tutte repliche di armi a salve senza tappo rosso e altro materiale, altri strumenti atti ad offendere. Quindi oltre del reato di rapina dovranno rispondere anche di porto e detenzione illegale di strumenti atti ad offendere. Fra le armi anche una katana, coltelli da combattimento e alcuni tirapugni. Tutto il materiale detenuto illegalmente è stato sottoposto a sequestro. I due sono conosciuti alle forze dell'ordine. Abbiamo individuato altri episodi nei quali potrebbero essere responsabili, in particolare l'aggressione ad un giovane che però stiamo approfondendo con il militare della tenenza di Oderzo. Si tratta dell'aggressione avvenuta il 27 ottobre scorso ai danni di un 22enne della provincia di Pordenone, sempre nella zona di Oderzo, per la quale emergono alcuni elementi di possibile collegamento. I due che abitano in zona sarebbero responsabili dunque di altri episodi sui quali i carabinieri stanno indagando.